Verrà eseguita in queste ore l'autopsia sul corpo del quarantenne nordafricano trovato cadavere lungo l'argine del Bacchiglione in zona brusegana domenica mattina. Sul suo corpo il medico legale ha riscontrato una decina di coltellate e i segni di una colluttazione, forse il disperato tentativo di difendersi dal suo aggressore o dai suoi aggressori. La procura ha aperto un'indagine per omicidio volontario contro ignoti. Cruciale sarà identificare la vittima, probabilmente si tratta di un quarantenne tunisino con vari precedenti che ha sempre fornito varie identità, forse un clandestino. Oggi l'autopsia, verranno effettuati anche esami tossicologici, anche se sembra chiaro che l'uomo non sia morto per annegamento ma per le ferite d'arma da taglio, all'addome, al volto, sulle mani i segni della lotta e una profonda ferita alla testa. Secondo i rilievi della squadra mobile, lo straniero potrebbe essere stato ucciso e poi gettato in acqua circa 24 ore prima del ritrovamento avvenuto domenica mattina grazie ad un passante che stava camminando con il suo cane lungo la zona arginale. La polizia scientifica ha repertato vari elementi tutto attorno, in particolare si è concentrata in un punto proprio sotto la passerella pedonale. In tasca dell'uomo sono stati ritrovati 150 euro, un elemento che porta i poliziotti ad escludere che si tratti di un omicidio per rapina. Il movente potrebbe essere legato allo spaccio di stupefacenti o alla prostituzione maschile. Quel tratto di argine di giorno, molto frequentato dai podisti, di notte si trasforma e viene scelto dagli spacciatori per i loro traffici illeciti o come luogo di incontri a luci rosse, come ci racconta l'ex consigliera comunale Wanda Pellizzari, che vive poco lontano dall'argine. Di notte purtroppo cambia volto e nessuno ha il coraggio, avrebbe il coraggio di avventurarsi in questo argine, perché nonostante ci sia anche l'illuminazione offre spazi e offre rifugi per i malintenzionati, per la microcriminalità, per spaccio di droga, per incontri amorosi.